Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War. Come potete vedere siamo riusciti a distruggere l'esercito nemico che ha invaso la nostra provincia di Musashi e siamo riusciti a distruggerlo definitivamente, non vi è alcun uomo all'interno dell'armata nemica e tutto l'esercito che avevamo all'interno della nostra provincia l'abbiamo mobilitato verso la nostra provincia di Nord Shinano. Eccolo qui, potete vedere che sta per arrivare alla nuova provincia e in questo periodo, mentre i nostri uomini combattevano all'interno della nostra Musashi, un altro alleato si è messo a rompere le scatole. Ecco, un altro nemico, scusate, si è messo a rompere le scatole. Come potete vedere, i Numata ci hanno dichiarato guerra. Ecco qua il loro esercito che proviene direttamente dalla loro città di Kozuke. La nostra Geisha è stata così gentile da andare a dare un'occhiata nell'accampamento e non vi è alcuna unità, tranne le unità di difesa che vi sono già all'interno di ogni città. E quindi si è andato a unire a questo esercito anche un esercito dei Matsumoto, che già ormai il conflitto con questi nuovi invasori è abbastanza lungo. Intanto vediamo un po' come possiamo giostrare questa situazione. A breve questo esercito, che è composto, guardate un po', da ben 2000 uomini circa, attaccherà la nostra provincia, quindi sto cercando di inviare maggiori rinforzi all'interno di questa cittadina, anche perché non disponiamo di un vero e proprio generale. Vediamo un po' come possiamo risolvere questa situazione. Probabilmente dobbiamo affrontare una battaglia molto dura, vediamo un po' se possiamo trincerarci sempre all'interno della città. Ehm, Ovviamente, anche se perderemo questa battaglia, cercheremo di vincere la guerra perché troviamo un bel esercito nel fronte opposto che possiamo utilizzare contro il nostro nemico. Quindi, per quanto riguarda le loro province, i Matsumoto non hanno disponibile alcun esercito, hanno mobilitato proprio tutta la loro stirpe all'interno dei nostri territori e può essere anche un'ottima idea attaccare da questo frontone, dalla città di Shimotsuke, la città nemica in modo tale da distruggere definitivamente l'esercito. Però dobbiamo vedere un po' come fare. Intanto vediamo la prossima mossa del nemico. Intanto non possiamo né sabotare l'esercito con il nostro ninja perché il nostro ragazzone non può arrivare, già ha attraversato tutta la provincia nemica e inoltre la nostra Geisha non può neanche arrivare perché ha appena esplorato questa nuova città. Intanto abbiamo, vi ricordo, un bel blocco navale nella nostra cittadina Musashi, che non possiamo distruggere questa nave perché il nostro unico porto si ritrova dall'altro lato e stiamo cercando di far passare una bella flotta all'interno di questo nuovo territorio. La potete guardare qua giù, è l'unica azione che possiamo fare perché non abbiamo sbocchi sul mare per adesso e possiamo solo attendere il prossimo turno e vedere che cosa combina il nostro avversario. Eccoci ragazzi, siamo arrivati al giorno del giudizio, è arrivato il nostro nemico Kanamori Yoshimura con l'esercito dei Numata e anche l'esercito dei Matsumoto, come potete vedere, è pronto ad attaccare il nostro esercito di ben 2000 uomini. Quindi abbiamo ragazzi circa 3000 uomini contro solo 2000 uomini e l'unica barriera che ci distacca è il nostro castello. Questa è una battaglia da prendere in considerazione, dobbiamo affrontarla con tutta la nostra bravura e davvero ragazzi, se riusciamo a sconfiggere questi due eserciti possiamo ritenere il nostro esercito davvero una grande temibile. Ben ritrovati ragazzi all'interno del nostro forte. Questo nostro forte, come potete vedere, è molto diverso dal forte che abbiamo visto precedentemente, poiché questa non è una città davvero molto ben protetta, è solo un piccolo forte di legno, cerchiamo però di fare il nostro meglio. Allora, come potete vedere, la nostra unità da tenere in considerazione è questa, l'unità di Kikoyari, che la utilizzeremo per cercare di colpire il nostro nemico alle retrovie nel momento in cui salirà il nostro forte, lo scavalcherà. Allora, non abbiamo un generale, quindi le nostre truppe non hanno un conforto e praticamente il loro morale sarà da tenere sotto controllo. Innanzitutto, allora, abbiamo due eserciti da attaccare, anzi da contrastare e quindi vediamo un po' se possiamo muovere le nostre unità in una maniera idonea per far fronte a queste nuove invasioni. Intanto dobbiamo attendere il nemico e vedere che mosse fa in modo tale da spostare tutto il nostro esercito su un fronte. Per adesso possiamo anche lasciare il nostro esercito in questa maniera. Come vi ricordo abbiamo due belle torri che fanno fuoco al di sopra del nemico entro una portata abbastanza accentuata. Allora ragazzi, entriamo all'interno della battaglia, vediamo il nostro nemico. Eccolo là, tutto su quel fronte. Bene, prendiamo tutte le nostre unità ragazzi e spostiamole da questo lato. Forza, correte amici miei. Queste unità sono delle unità di schermagliatori, sono migliori gli uomini con moschetto, ovvero la fanteria di linea. Posizioniamoli qui. Prendiamo le nostre unità di lancieri ragazzi e posizioniamole qui per il combattimento corpo a corpo. Vediamo se iniziano le prime se inizierà il primo attacco. Guardate un po', la barra è completamente a nostro svantaggio. Ecco i primi colpi, la fanteria di leva dispongono. Vediamo un po' delle unità che dispone il nemico ragazzi. Allora,
dispone dei lancieri di leva, fanteria di leva, lancieri di leva, tantissimi lancieri di leva, moltissimi lancieri, si basano anche sul combattimento corpo a corpo. Ecco, intanto continuano a far fuoco, anche loro uomini ovviamente. Vediamo un po', ecco, intanto qua le unità del nemico si stanno stancando, le ha fatte correre. Ok, mamma mia ragazzi, questa battaglia, proprio questi Numata non ci volevano, si sono messi anche loro a rompere le scatole, maledizione. Vediamo, dai, stiamo facendo fuoco ai lancieri. Meno male che abbiamo queste mura, ci possiamo tenere belli nascosti dietro. Dovete fare del vostro meglio. Meno unità riescono ad arrivare, meglio è ragazzi. Pronti? Ragazzi, ma maledizione, qua mi sa che non basteranno solo 2 unità di lancieri. Forza, voi continuate. Maledizione, non abbiamo neanche la chiamata a raccolta, dobbiamo praticamente improvvisare. Vediamo un po' delle unità. Queste unità che si ritrovano qui possono essere sempre utili. Dai, ecco che stanno avanzando. Vediamo un po' cosa... ritiriamo queste unità ragazzi. Adesso entreranno in azione i nostri uomini, i nostri ragazzoni. Ecco i lancieri ragazzi, dobbiamo utilizzarli qui. Molto bene, attaccate. Questi uomini mettiamoli in questa posizione in modo da attaccare il fianco. Questi così. Adesso generale un po' più indietro. Bene, correte, forza ragazzi, mettetevi in posizione, fate fuoco dal lato, ok ragazzi, potete intervenire. Ok, questi togliamo il fuoco automatico. Avanti. Continuate. Forza, sparate. Forza, le unità sono stanchissime. Che ce la facciamo. Ah no, questi sono... Ah scusate ragazzi, mi sembravano fucilieri. Ok, continuate, state facendo un ottimo lavoro. Dai. Siamo qui. Dai, i nostri lancieri dove sono ragazzi? 5 uomini. 5 uomini, attacchiamo con le nuove salendo i primi rompipalle. Tornate indietro, poi vi mettete qui per colpirli dal lato e voi ragazzi avanzate in avanti per attaccarli in corpo a corpo. L'unica azione che possiamo fare. Bene, voi messi qui. Poi qua ragazzi. Qua non possiamo più sparare. Spostiamoli qua questi ragazzi. Forza ragazzi, ce la stiamo facendo, stiamo distruggendo l'intero esercito. Dai, questa tattica funziona. Vediamo, importante attaccarli adesso dal lato. Portiamoli qua i nostri uomini. Forza ragazzi, sparate qua giù. Vediamo. Dai, sparate qua giù. Maledizione, devono avere un attimo di tregua per riprendersi. Forza, dai, maledizione, a quest'ora ci serviva la chiamata a raccolta. Guardate quante truppe nemiche, ecco queste unità sono utilissime in questa posizione per far fuori il generale. Dai. Attenzione col fuoco a volontà, maledizione. Attenzione. Forza. Questa è in corpo a corpo, serve sempre l'aiuto. Perché sono fucilieri, li prendono a colpi di fucili, non importa. Dai che stanno tornando. Ok, vediamo come sta andando. Ancora abbiamo un'unità di lancieri perfettamente integra. Sì, perfettamente, una parola grossa, mai. Vediamo che sta succedendo qui ragazzi. Ah, gli uomini delle cavallerie stanno arrivando. E i lancieri, il corpo a corpo. Forza, sparate. Ecco, li fanno salire, dai, continuate. Qui abbiamo delle truppe solide che continuano a far fuoco. Vediamo se possono iniziare a sparare. Ecco, stanno sparando, molto bene. Distruggete il morale. Sempre messi in posizione. Questi che stanno facendo? Ecco, sono sconvolti. Dai. Vediamo qua. Ecco, questi qua arrampicati come dei ragnetti. I nostri lancieri, ragazzi, che sono qua. Portate indietro i nostri uomini. Via. Andate avanti i lancieri. Ok, adesso questi ragazzoni li distruggeranno dal lato. Bene. Vediamo un po', questi cavalli sono senza niente. Vediamo se possiamo far scendere una bella unità fuori e colpirli dal lato. Attenzione al fuoco a volontà ragazzi, perché qua se non stiamo attenti colpiamo le nostre truppe. Bellissimo, mettiamo qua le nostre truppe, guardate un po'. Possiamo metterle qui e far fuoco da questo lato al nemico che sta arrivando. Bene, qua. Continuate, questa unità vediamo se riusciamo a fare un bel giro da fuori. Li prendiamo.
Wow ragazzi, guardate un po' della battaglia che siamo riusciti. Vittoria ragazzi, meno male, possiamo promuovere questo Date Yoshui come generale, è stato davvero grandioso e abbiamo vinto quest'altra battaglia, abbiamo respinto 2 eserciti, abbiamo fatto capire di che pasta siamo fatti. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, adesso entreremo nella modalità termina battaglia e vedremo le statistiche e diamo un'occhiata ai nostri nemici sconfitti. Vittoria decisiva ragazzi, come potete vedere il nemico ha perso ben 3000 uomini e noi solo 524 uomini. La maggior parte delle unità hanno guadagnato diversa esperienza e hanno maturato un'importante abilità in battaglia da utilizzare nelle battaglie successive. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!